Ciao, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Cefalù, morto un turista tedesco e 3 in codice rosso, tutti intossicati dal monossido di carbonio sprigionato dal caminetto della villa che avevano preso in affitto. Catania scossa per lo stupro in centro sotto gli archi della Marina, vittima una dominicana, in manette i 2 autori della violenza sessuale, un siciliano e un egiziano. Siamo tornati sui luoghi della doppia aggressione. Sempre a Catania, 2 arresti e sequestro di 750 ordigni esplosivi illegali e pericolosissimi, destinati alla vendita in strada per il Capodanno, chiamate bombe Sinner per l'arancione dell'involucro. Se esplodessero avrebbero effetti devastanti. Tutto pronto per il Capodanno in musica in Piazza Duomo a Catania, in onda e in diretta sulle reti Mediaset. Federica Panicucci, la conduttrice, sommersa dall'affetto del pubblico, si dice onorata. Fabio Rovazzi apprezza già i piatti siciliani. Ad Agrigento, alla vigilia del Capodanno, compare finalmente il logo della città capoluogo, capitale della cultura 2025. Non si spengono le polemiche per i ritardi nella preparazione di quest'anno speciale. Malcontento e imbarazzo tra i fedeli a Piazza Armerina per l'inaugurazione dell'anno del Giubileo da parte del vescovo Gisana e del suo vicario, indagati per falsa testimonianza. Calcio, il Palermo perde in casa del Cittadella, al ritorno il pullman della squadra bloccato da un centinaio di tifosi all'altezza di Carini. In C oggi la ripresa degli allenamenti di Catania. Bentrovati, turisti tedeschi intossicati da monossido di carbonio in una villa a Cefalù. Un morto, 3 feriti gravi. Stavano trascorrendo nella località palermitana i giorni di festa in attesa del Capodanno. Marco Gullà. Un soggiorno di festa e di relax che si è trasformato in tragedia. 4 turisti tedeschi sono stati trovati intossicati da monossido di carbonio in questa villa a Cefalù. Uno di loro è deceduto e aveva 36 anni, si chiamava Jonathan Fairbrandt. Avevano trascorso la giornata proprio nella località palermitana, poi dopo cena il relax in casa, il camino acceso. Le esalazioni di monossido di carbonio hanno quindi ucciso il 36enne, gravissima anche la sorella sottoposta a trattamento urgente questa notte nella camera iperbarica dell'ospedale di Partinico, dove è stata trasferita. Alle mie spalle Villa Deodata, dove i 4 turisti tedeschi stavano trascorrendo appunto questi giorni di festa. Si avvicinavano ovviamente alla festa di Capodanno, poi l'incidente, le esalazioni del monossido di carbonio. All'ospedale di Partinico sono stati trasferiti e ricoverati anche i genitori di 62 e 63 anni della donna. Anche le loro condizioni vengono continuamente monitorate. A lanciare l'allarme sarebbe stato il 63enne che ha contattato il 118, poi in attesa dei soccorsi è svenuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno constatato la presenza del gas nelle stanze. Nella villetta c'era anche una caldaia che però era funzionante e lontano dalle camere in cui sono state trovate la vittima e i feriti. Catania, siamo tornati sul luogo dello stupro avvenuto in centro città qualche giorno fa sotto gli archi della Marina. Abbiamo ripercorso i momenti più drammatici vissuti dalla vittima, una donna dominicana. Luca Ciliberti. Qui siamo in piazza Alcalà, alle mie spalle il Duomo di Catania, l'Arcivescovado, questa è una fermata degli autobus, alle mie spalle ci sono anche le 2 pensiline, una delle 2 sarà servita da riparo alla donna, la 36enne dominicana, che è stata avvicinata e poi violentata dai 2 senza tetto. Tutto è partito da qua. Era l'alba, erano più o meno le 5 del mattino, c'era molto freddo quel 23 dicembre. In piazza ci sono anche le telecamere di videosorveglianza, sono le immagini di queste telecamere, quelle visionate dagli investigatori per ricostruire la dinamica dello stupro. La donna avvicinata in una di queste 2 pensiline probabilmente ha creduto alle buone intenzioni di uno dei 2 uomini, il 39enne e di Augusta, e
si è avvicinata a lui ed insieme hanno fatto questa strada per cercare riparo sotto gli archi della Marina, che sono qui di fronte a noi. Salgono presumibilmente da questa aiuola, vedete, il percorso è abbastanza agevole, semplice, e sotto questi archi si sarebbe consumata la violenza dapprima del 39enne e poi del 28enne di origini egiziane, che era qui e ha assistito a tutta la scena. Quando i due uomini si sono addormentati, la donna è riuscita a scappare, rifacendo la strada che aveva percorso all'andata, quindi si è riavvicinata a Piazza Alcalá e cercando aiuto. Il primo posto che ha trovato è quella pensilina della MTS che appunto esiste su Piazza Alcalá. Restiamo a Catania, maxi sequestro di bombe Sinner, chiamate così per l'arancione dell'involucro. L'esplosione di questi ordigni sarebbe devastante. Arrestati 2 catanesi con 750 micidiali confezioni di bombe Sinner destinate alla vendita illegale per il Capodanno. Roberta Lunghi. Pronti per essere venduti per strada e fatti esplodere durante la notte di Capodanno. 750 pericolosissimi ordigni artigianali ormai conosciuti come bombe Sinner sono però stati sequestrati dalla polizia a Catania. Fatte in casa in omaggio al campione di tennis dal colpo esplosivo, sono botti con un involucro di colore arancione, come i suoi capelli, e, dicono gli agenti, con una portata micidiale. In manette un 37enne e un 36enne, entrambi della provincia di Catania. Il carico più importante era nella loro auto, fermata per un controllo nella zona di Corso Indipendenza. Altre 110 bombe Sinner erano invece nell'abitazione di uno dei due, dove gli agenti hanno anche sequestrato una pistola, munizioni da guerra e materiale utilizzato per la produzione di ordigni esplosivi. Gli artificieri della questura hanno messo in sicurezza l'ingente quantitativo di materiale esplodente per poi essere distrutto. I 2 uomini sono stati portati in carcere in attesa del giudizio di convalida. La polizia negli ultimi mesi ha sequestrato altri esplosivi, sempre illegali e pericolosi, e in vista del Capodanno le azioni di contrasto alla vendita e alla custodia di fuochi senza licenza sono state ulteriormente rafforzate. Adesso ci occupiamo d'altro, tutto pronto per il Capodanno in musica in Piazza Duomo a Catania, che andrà in onda in diretta sulle reti Mediaset. Federica Panicucci, sommersa dall'affetto del pubblico siciliano, si dice onorata. Fabio Rovazzi ha già apprezzato i piatti siciliani. Desiree Ferlito. La prima cosa che noto su questo tavolo è l'elefante, che è un porc bonheur, poi ha la proposta dall'insù, quindi sono molto porta bene, vero? È iniziata con una battuta sull'Iocciu, la conferenza stampa con i conduttori del Capodanno Mediaset trasmesso domani in diretta da Piazza Duomo, che porterà fortuna alla conduttrice Federica Panicucci. Tantissime le news svelate dalla padrona di casa, che si dice onorata dell'affetto e del calore del pubblico siciliano. Grazie per il calore, l'affetto, devo dire che anche questa mattina uscire dall'albergo è stato impegnativo, perché ci sono tanti amici che vogliono incontrarmi e io sono veramente onorata e felice di essere in questa bellissima Sicilia, felice di essere nella bellissima Catania. Artisti per tutte le età, perché si sa, il Capodanno è per tutti e saranno in tantissimi gli spettatori che potranno ammirare la bellezza di una delle piazze più belle d'Italia, agghindata a festa per l'occasione. Quando Umberto Tozzi canterà Ti amo, o tu, voi capirete bene che, o quando Riccardo Fogli canterà Successi dei Pooh, voi capirete bene che a quel punto lì alziamo le braccia, cioè davvero, insomma, credo che ci sarà un enorme coinvolgimento anche dal punto di vista proprio della piazza, del cantare, e poi arriverà Gigi D'Alessio. Accanto alla Panicucci ci sarà Fabio Rovazzi in veste di co-conduttore, che ha svelato uno dei duetti più attesi. Alla domanda se canterà con Orietta Berti, dopo aver collaudato il sodalizio con la famosissima Mille, risponde seccamente, fugando ogni dubbio. Sì. Sì, no, ovviamente sì. Il cantautore in città da ieri sera ha già avuto modo di apprezzare le bontà della tavola siciliana, anche se manca l'appello all'arancino. Allora, ieri sera abbiamo mangiato uno spaghetto con riccio di mare pazzesco. L'arancino ancora mi manca, sono arrivato ieri. Sul piano della sicurezza sembra essere tutto sotto controllo. 7.600 persone in Piazza Duomo, 8.000 con 2 giganteschi maxi schermi a Piazza Università. Siamo abituati ad eventi molto importanti, prima fra tutti penso alla festa di Sant'Agata. Ma come sarà il tempo? Fine d'anno con il sole in tutta la Sicilia.
L'anticiclone assicura veglioni e feste in piazza all'asciutto. Francesco Aloi. Il sole che riflette sulla neve dell'Etna. Qui, come in tutta la Sicilia, sarà un capodanno all'insegna del bel tempo. Gli esperti, infatti, escludono piogge e rassicurano tutti. Preparatevi a dare il benvenuto al 2025 baciati dal sole. Addirittura le temperature sulla fascia costiera dovrebbero oscillare attorno ai 18 gradi e c'è chi sta già preparando il costume per il tradizionale tuffo di San Silvestro. Salvi i concerti di Capodanno. La sera, con le temperature che scenderanno di qualche grado, saranno necessari sciarpe e cappelli, ma il cielo sarà stellato. Il brindisi in piazza, quindi, si potrà fare senza tenere l'ombrello in mano. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, eccoli gli effetti dell'anticiclone. Su questa immagine satellitare del CNR-LAM, sulla Sicilia non ci sono nubi. Quella che salta all'occhio è la neve, su Etna e Nebrodi. E addirittura, dal 4 gennaio, le temperature dovrebbero salire ancora, superando anche i 20 gradi. Sarà la nuova estate siciliana, chissà. Speriamo naturalmente. Intanto da mercoledì 1 gennaio Agrigento sarà capitale italiana della cultura e ci sono ancora polemiche per i ritardi organizzativi nella presentazione del nuovo logo, soltanto a 2 giorni dall'anno 2025. Davide Sardo. Ecco il logo di Agrigento, capitale della cultura, dedicato ai 4 elementi. Una presentazione extremis a quasi 24 ore dal nuovo anno che catapulta Agrigento al centro dell'attenzione nazionale ed internazionale. Un percorso segnato da critiche e ritardi organizzativi, dubbi e riserve sulla capacità di accogliere e intrattenere i 3 milioni di visitatori stimati. La città non è del tutto pronta, ma il lavoro che viene fatto nell'anno di capitale italiana della cultura, di preparazione della città a offrire dei servizi di qualità, fa parte del progetto di capitale italiana della cultura 2025. Quindi non bisogna pensare che tutto dovrà essere pronto e finito a dicembre del 2025, ma che il 2025 serva a lasciare poi in dono una struttura che possa dare servizi per gli anni successivi. Un cambio del logo ufficiale dopo che per oltre un anno è stato sbandierato un altro logo. Il logo è stato, come spesso accade nelle capitali italiane della cultura, dopo il logo di candidatura si arriva a un logo di progetto che possa poi durare negli anni e portare avanti tutto quello che nel 2025 verrà realizzato. Oggi si presenta il logo, si fa un punto su quello che è stato fatto fino ad oggi e su quelle che saranno le prossime iniziative, prime fra tutte la conferenza stampa di presentazione del programma al Ministero della Cultura il 14 gennaio col Ministro Giuli. Nelle polemiche si inserisce anche la provocazione al nostro TG di Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, che ha proposto di affidare il comando centrale dell'evento a Roma anche a costo di essere sgarbati nei modi, perché non si può perdere questa occasione. Prossima tappa il 18 gennaio, il taglio del nastro ad Agrigento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Attualità politica, da Banda Bassotti a Padre Nobile. Scoppia l'amore tra il presidente della regione Schifani e il leader di Sud Chiama Nord De Luca. Oggi a Messina il governatore ha partecipato in collegamento alla conferenza stampa di De Luca. Si aprono scenari politici inaspettati. Francesco Triolo. Nessuno la definisce alleanza, ma il vestito sembra proprio essere quello ed è un abito che potrebbe cambiare la geografia e le dinamiche politiche siciliane. Cateno, De Luca e Renato Schifani, detta a parole loro, ripartono insieme riprendendo il filo di un discorso avviato nel 2019 quando, ha ricordato il leader di Sud Chiama Nord, Schifani diede il suo assenso al cosiddetto patto della Madonnina che portò la candidatura di Daphne Musolino nelle liste di Forza Italia per le europee e all'accordo sulla legge per il risanamento suggellato all'intervento di Silvio Berlusconi. Da Banda Bassotti, l'ultima descrizione deluchiana della maggioranza, oggi si è passati a Renato Schifani, definito da De Luca padre nobile della politica. Il presidente Schifani è stato accorto a quelle che sono le dinamiche del territorio e ha messo da parte quelli che sono i numeri muscolari della sua maggioranza, ci ha tentato all'inizio e ha capito che in quel Parlamento ci sono forze politiche che rappresentano realmente il territorio. Di conseguenza, come dico simpaticamente, è sceso dal piedistallo da presidente emerito del Senato e si è calato nei panni intanto da presidente della regione.
E Schifani, in collegamento da Palermo, ha detto che con De Luca si riprende un percorso dialogando e lavorando insieme e più che padre nobile si sente padre di tutti i siciliani. Ponte e province, il terreno dove si giocherà l'alleanza e quello che per adesso è un sostegno esterno. Il 2025 sarà l'anno della definizione degli accordi futuri. Noi siamo uomini e donne di governo, d'altronde facciamo i sindaci e anche nell'ambito del Parlamento siciliano vogliamo creare le condizioni per governare. Completeremo questo mandato stando all'opposizione, su questo non ci sono dubbi perché la coerenza è proprio questo. La domanda è se sarà in quell'occasione che si celebrerà il fidanzamento politico tra centrodestra e Sud Chiama Nord. Beh, vedremo. Intanto andiamo a Piazza Armerina. Nonostante le accuse di falsa testimonianza, il vescovo Gisana e il suo vicario generale hanno aperto l'anno giubilare. Ma il malcontento tra i fedeli cresce. Gerry Italia. L'assenza delle istituzioni e tanti banchi vuoti in cattedrale. Si è aperto tra grandi imbarazzi l'anno giubilare a Piazza Armerina, la diocesi al centro delle polemiche per le accuse che investono i suoi vertici. Il vescovo Rosario Gisana, attualmente indagato per falsa testimonianza insieme al suo vice Vincenzo Murgano dopo la condanna per abusi su minori di Don Giuseppe Rugolo, ha officiato il giubileo ordinario dell'anno santo 2025, lanciando un messaggio che però non sembra aver raggiunto il cuore dei fedeli. Anche il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha lasciato quasi subito la cerimonia. E proprio su questa vicenda è tornato a farsi sentire il movimento Non accetto prediche da chi copre un abuso, che riunisce cattolici ferventi e cittadini delusi. Il movimento continua a chiedere con forza un passo indietro del vescovo Gisana e dei suoi collaboratori. La protesta è diretta anche contro l'indifferenza che, secondo il comitato, ha caratterizzato la diocesi durante tutto il processo. Né il vescovo né i suoi collaboratori avrebbero espresso vicinanza alle vittime di abusi, alimentando un clima di sfiducia nella comunità ecclesiale. Torniamo alla cronaca. Un 34enne è morto cadendo dal monopattino ad Augusta, nel Siracusano, e non è ancora chiaro se la caduta sia stata accidentale oppure se l'uomo sia stato travolto da un'auto nel quartiere della Borgata. Ha tenuto il padre morto per oltre un anno in casa a 20 miglia di Sicilia per incassare la pensione. A scoprire il corpo mummificato del 92enne, avvolto in un piumone, sono stati i parenti che erano andati a trovarlo per il Natale. Il figlio non si trova. E adesso ci fermiamo, breve pausa, tra poco il calcio con la contestazione dei tifosi del Palermo dopo la sconfitta con il Cittadella. State con noi, vi aspettiamo. Il telegiornale con la fotografia. Vive con la webcam accesa anche la notte puntata sull'Etna Angela Platania, fotografa catanese che espone in una mostra a Milo i suoi scatti più belli, protagonista il vulcano. Roberta Lunghi. Quella che vi raccontiamo è una storia d'amore tra Angela Platania, fotografa catanese, e l'Etna. Un amore che, seppure ogni tanto interrotto dagli scatti realizzati da Angela alle star della musica e pubblicati sulle più importanti riviste patinate, resta il più grande e quello che le permette di vivere emozioni personali, ma che le toglie il sonno. Io dormo con le webcam accese nel computer, seguo in pratica il tremore dell'Etna, le webcam, e quindi dormo con un occhio solo da almeno 20 anni. Indefinibile la quantità di scatti in 20 anni, ma quale il gioiello più bello e faticoso da ottenere? Aver catturato un fulmine mentre si crollava una parete del sud-est. Credo che ce ne sono solo 2 di queste fotografie, una è mia e una di un altro di Trecastagni. Penso che noi 2 siamo stati veramente privilegiati, che eravamo lì al momento giusto, all'orario giusto, con l'inquadratura anche giusta. Il talento e l'amore di Angela Platania durante le festività hanno trovato un luogo di esposizione a Milo. Nella mostra Etna, i colori, la magia e la forza. Le immagini innescano i ricordi. Quando minacciava il Rifugio Sapienza, quando c'erano gli escavatori e le escavatrici che cercavano di fermare magma, e poi questa cosa bellissima che dopo che arriva Bertolaso e dice no basta, non c'è più niente da fare, levate anche le bombole, e il magma fa una piccola discesa e si ferma a mezzo metro da Rifugio Sapienza. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio nei locali della Pro Loco di Milo.
Complimenti davvero Angela Platania. Adesso il calcio si fa per dire, è stata una notte di paura dopo la sconfitta al Tombolato. Infatti per il Palermo pietre e petardi contro il pullman della squadra, vetri in frantumi e tanta paura per giocatori e dirigenti. Marco Gullà. La sconfitta al Tombolato contro il Cittadella, la crisi sempre più aperta e poi l'agguato dei tifosi nella notte. Una domenica bestiale per il Palermo Calcio, prima sconfitto in campionato dai veneti, poi nella notte l'assalto dei tifosi al pullman che trasportava parte della squadra di ritorno dalla trasferta veneta. Il mezzo è stato bloccato da un gruppo composto da un centinaio di tifosi all'altezza di Carini con lanci di petardi, fumogeni, pietre e bombe carta. L'autista del mezzo prontamente ha fatto rientro all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ed alcuni dei giocatori sono andati via in taxi tornando nelle proprie abitazioni avendo le macchine posteggiate nel centro sportivo di Torretta. Il Palermo Calcio in una nota esprime la sua amarezza per l'accaduto e condanna duramente l'episodio. Aria tesa in casa Palermo con una contestazione da parte ai tifosi rosanero iniziata già settimane fa. Sul campo il Palermo continua ad avere alti e bassi. Al Tombolato la formazione di Dionisi era riuscita a pareggiare con Liunde, il gol del Cittadella con vita. Poi nel finale di match la rete di Masciangelo. Palermo sempre più in crisi, Dionisi inoltre a rischio esonero. La società sta valutando un cambio in panchina in occasione della mini sosta invernale. Anche oggi su Azione non siamo riusciti a far analizzare quello che abbiamo fatto e poi perderla su una rimessa laterale, un giocatore che parte, entra in area e calcia, è troppo semplice. Dobbiamo un po' scrollarci di dosso i fantasmi che abbiamo, le paure che abbiamo, perché i risultati ce li dobbiamo andare a prendere. Oggi purtroppo è arrivata una sconfitta brutta. Allenamento a porte aperte oggi per il Catania, la ripresa degli allenamenti in vista della partita di Benevento e ci sarà anche il nuovo dirigente Pastore, Marco Carli. Una fine d'anno fra i tifosi per vivere dell'entusiasmo e anche della responsabilità che accompagnano la maglia rossa-azzurra, consapevoli di dover salutare un 2024 sull'altalena con più bassi che alti, nonostante sia arrivato un trofeo storico, ma soprattutto sperando di poter salutare un 2025 che possa vedere gli etnei fra i protagonisti assoluti. La società prima del mercato ha ampliato il suo entourage dirigenziale con il nuovo collaboratore dell'area tecnica Ivano Pastore, pronto subito a dare il suo contributo al lavoro di Fagiano per le operazioni di gennaio e nel corso della settimana nel ruolo di raccordo fra società e squadra. Una fine d'anno che per il Catania ha vissuto sui 4 gol in 20 minuti messi a segno col Sorrento. Se sarà l'inizio di un cambio di rotta lo dirà il prossimo periodo con il mercato e tante sfide al vertice a partire da Benevento. Contro la prima della classe Farroni in porta con De Rose che sarà sicuro protagonista a centrocampo così come Inglese davanti. La partita è importante per il Catania ma anche per il Benevento che in casa viene da 2 punti nelle ultime 3 contro avversari comunque d'alta classifica. Il 2025 alle porte e il primo ostacolo è di quelli duri, ma il Catania vuole crederci. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.